visitabile fino al prossimo 2 settembre presso le scuderie di Palazzo Coronini Kronberg a Gorizia, la mostra dal titolo Delle mie gioie ed oggetti d'oro, le mode e gli affetti nei gioielli dei conti Coronini Kronberg. Un evento da non perdere per riscoprire meglio la vita e i costumi al tempo della principesca contea di Gorizia e Gradisca, come ci spiega Cristina Bragaglia, curatrice della mostra. Non è un passato lontanissimo, è la storia di una famiglia raccontata attraverso i gioielli, una famiglia della nobiltà goriziana profondamente radicata sul territorio, il che rende particolarmente significativa questa mostra e i pezzi che espone. Quali sono ad esempio le domande le più curiose che le vengono fatte ad esempio dai visitatori? Sicuramente ci sono dei pezzi, dei gioielli che colpiscono in modo particolare. Sicuramente i più curiosi sono i gioielli in capelli. Noi abbiamo un esempio, un braccialetto, perché questa è una moda che si è persa completamente al giorno d'oggi, ma nell'Ottocento i gioielli di capelli erano diffusissimi e non si trattava naturalmente di capelli di persone qualsiasi, erano i capelli di persone care, persone legate da vincoli di affetto e questi gioielli costituivano un modo per portare sempre con sé una parte, un ricordo delle persone a cui si era affezionati. Rimanendo in tema di capelli, è un gioco di parole, la mostra è permanente? No, la mostra è temporanea, qui nelle scuderie tutte le mostre sono temporanee, anche perché la Fondazione Coronini possiede un patrimonio ricchissimo che solo in parte si può ammirare all'interno del palazzo, nelle sale arredate, per cui periodicamente cerchiamo di utilizzare il materiale custodito nei depositi per allestire appunto delle mostre temporanee che raccontino aspetti o che mostrino collezioni normalmente non accessibili al pubblico. Nei tempi moderni, cosa vuol dire presentare qualcosa di culturale? Riuscire a far conoscere aspetti inconsueti anche della civiltà del passato, e questo è stato fin dall'inizio l'intento principale della fondazione e soprattutto del conte Guglielmo, che ha voluto lasciare tutto il suo patrimonio proprio a beneficio della collettività, per mantenere vivo il ricordo della sua famiglia, ma anche di quella che era la vita delle generazioni passate, che può sempre aiutare a capire meglio anche il presente. Gorizia ha una triplice, diciamo così, occasione di visita, nel senso che siamo in una zona dove da una parte c'è la presenza friulana, dall'altra quella slovena, ma soprattutto la Nizza d'Austria, no? Dunque questo mix di culture che si mischiano fra loro portano a scoprire queste bellezze. Sì, e da questo punto di vista la Fondazione Coronini, il Palazzo Coronini Kronberg e le sue collezioni sono proprio un esempio caratteristico e specifico di questo mix di componenti culturali. La famiglia Coronini era una famiglia della nobiltà austriaca, ma profondamente legata anche al territorio sloveno, perché la dimora di famiglia era il castello di Kronberg, e allo stesso tempo i modelli culturali, soprattutto per il conte Guglielmo, erano indubbiamente legati alla civiltà, alla cultura italiana. Lui guardava ad esempio al Settecento veneziano, per cui davvero le collezioni e la storia stessa del Palazzo Coronini costituiscono proprio quasi un simbolo di questo convergere di elementi culturali così diversi. Per concludere questo servizio ricordiamo gli orari d'apertura e fino a quando è possibile visitare questa mostra. Sì, la mostra è aperta fino al 2 settembre, è aperta tutti i giorni, dal martedì alla domenica, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19.